martedì 8 c'è stata questa puntata su Sky, quindi non tanti l'hanno vista, l'abbiamo anche caricata, è caricata anche su YouTube, su Facebook, qualcosa si è visto. E che dire, innanzitutto è una cosa dal punto di vista marketing territoriale, che è questo termine che noi usiamo spesso, molto ma molto importante. Ringraziamo la produzione di 4 ristoranti anche per le immagini, ha fatto vedere il Delta veramente in maniera straordinaria, belle riprese, qualità eccezionale, eccetera. E citiamo naturalmente chi ha partecipato. Ricordiamo, per chi se lo fosse dimenticato, che la puntata è stata registrata mi sembra in ottobre-novembre, però hanno fatto fatica a trovare i ristoranti che si sono messi in gioco. Io l'ho scritto in un post. In ogni caso, perché poi dopo parliamo anche delle polemiche che sono state suscitate da questo programma, in ogni caso complimenti a chi si è messo in gioco. Sappiamo che di solito in un format televisivo bisogna dividere il buono, il cattivo, quello bravo, quello meno bravo, e mettersi in gioco con la televisione, con un regista che poi dopo decide lui come distribuire i ruoli. Sì. Bisogna essere bravi e forse anche un po' incoscienti, quindi complimenti agli amici che hanno partecipato, visto che conosciamo tutti gli amici. Ricordiamo che c'era il ristorante in Marinetta dell'amica Isi Coppola, poi Arcadia che è di Santa Giulia, il Canarin che è di Polesine Camerini e la Palafitta che è di Portoviro. A tutti loro facciamo i nostri complimenti. Perché ne parliamo oggi? Perché poi dopo si è scatenato su Facebook, sui social in generale, anche su Twitter eccetera, una montagna di polemiche. E perché chi ha vinto, ricordiamo che ha vinto la Arcadia di Santa Giulia, perché ha fatto strategia, perché forse non si è comportata nei confronti degli altri concorrenti in maniera corretta, eccetera eccetera. Noi non entriamo in questo merito, anche perché non lo sappiamo esattamente, ecco, però io sottolineo una cosa in particolare, è una cosa che ogni volta lo dico: o facciamo squadra o il nostro Polesine rimarrà sempre così, il paese, il territorio delle polemiche. Allora, stiamo facendo una cosa insieme a Gildo Ghezzo, che per quanto riguarda il Delta, per far sottolineare che il Delta effettivamente del Po è 3/4 in Veneto e 1/4 in Emilia Romagna. Però se non riusciamo a fare squadra, se non riusciamo a dare un prodotto DOP o DOC del nostro territorio, non ne veniamo fuori. Cioè, quando si parla dei ristoranti, doveva esserci, secondo me, una collaborazione tra questi e dire: sì, da te mangio bene, ma da me mangio meglio. No, da te fai schifo e solo da me mangi bene. Posso fare un inciso? Sì. Così. Io ho visto anche altre puntate in altre località d'Italia, di questo programma, appunto i 4 ristoranti, però devo dire che dappertutto c'è questa tendenza a discriminare molto uno contro l'altro. Ecco, il ristorante nemico, diciamolo così, tra virgolette, insomma, ecco. Non vorrei, e qui vado un po' a tirar fuori la magagna, se vogliamo, che fosse magari il format proprio del programma stesso che deve essere così, non so, una sorta di Grande Fratello che se non si litiga non si fa audience, insomma, ecco, quindi non lo sapremo mai, perché sicuramente non ce lo diranno, però l'impressione è che possa essere anche quasi una messa in scena, ecco, o comunque il programma deve essere fatto con queste caratteristiche. Ecco, io l'ho premesso questo, nel senso che è un regista poi che decide il format, i ruoli, il cattivo, il buono, il bravo, il simpatico, eccetera, e questo ci stiamo. Però traspare sicuramente nella puntata che cioè non si fa squadra, cioè, alla fine ogni volta veniamo fuori con questo discorso: il Polesine o fa squadra o diventa un prodotto DOP o DOC, cioè nel senso che quando viene uno qua, se uno partecipa a un protocollo che ristoranti, negozi, alberghi eccetera, e che remiamo tutti verso un progetto di portare il nostro Delta ad una qualità straordinaria, altrimenti rimaniamo qua, siamo sempre quelli che poi si piangono addosso, eccetera eccetera eccetera. In ogni caso che abbiamo i tempi radiofonici, dobbiamo concludere. Esatto. In ogni caso io faccio i complimenti a tutti i 4 ristoranti che hanno partecipato, perché, come ripeto, mettersi in gioco è sempre molto difficile. Poi dopo faccio un altro distinguo, che purtroppo essere leoni da tastiera, come si dice, e dalla tastiera massacrare chiunque è molto più facile che mettersi in gioco come hanno fatto loro. Quindi a tutti i 4 ristoranti, e all'Arcadia in particolare che ha vinto,
Chapeau, veramente. Ok.